amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Questo pomeriggio vi faccio vedere un super coordinato. A me piace tantissimo, come avete potuto vedere nelle mie creazioni, nei miei altri video, mi piace tantissimo creare degli abbinamenti, quindi più articoli che si coordinano e si abbinano tra di loro. Può essere un capo d'abbigliamento, una giacca coordinata con la borsa, uno scialle coordinato con il suo top, con la sua canotta, e abbinamento anche con eventualmente con delle cinture, con degli orecchini. In questo caso l'argomento è costume e copricostume. Ho creato, come potete vedere, un copricostume in maglia di cotone con il suo bikini, che adesso vi farò vedere nel dettaglio appena toglierò il copricostume, coordinato con il suo cappellino e degli orecchini, e anche con una borsa a secchiello. Poi vi farò vedere tutti gli articoli nel dettaglio. Allora, cominciamo dal copricostume. Copricostume che è una maxi blusa in una trasparente rete, maglia a rete, come potete vedere, però trasparente ma non troppo, adatta come copricostume, sì, ma un copricostume elegante, perché questo copricostume ha la particolarità delle rifiniture tutte all'uncinetto con lurex oro. Quindi tutte queste rifiniture che voi vedete qui in giro, nella spalla e nelle cuciture, che come ben sapete a me piace moltissimo fare cuciture non cuciture, quindi cuciture create con l'uncinetto in modo che non si vedano delle cuciture, e sono tutte rifinite, anche la bordura sotto, tutto lungo il perimetro, sono tutte rifinite in lurex oro. Lo faccio vedere nel dettaglio. Vedete, qui abbiamo la spalla creata con questo intreccio, con rifinitura uncinetto e con questa cucitura. Vediamo se da vicino si riesce a intravedere il lurex dorato. Il video forse non aiuta in questo senso per vedere il luccichio del lurex. Comunque è rifinito con lurex dorato. Questo copricostume, in questo momento versione copricostume, è adattissima anche a trasformarsi in una maxi blusa da poter utilizzare su un top e un pantalone anche a contrasto, e si trasforma in un capo di abbigliamento serale, quindi da spiaggia o quantomeno da abbigliamento resort, piscina, quindi da mare, si trasforma in un lampo, si può trasformare in un abbigliamento, quindi con lo stesso capo addosso si può trasformare un abbigliamento elegante. Faccio vedere le rifiniture più da vicino. Ecco, forse il luccichio forse adesso si intravede meglio. Queste sono le rifiniture nelle spalle e nello scollo, tutto uncinetto, le rifiniture nella finta cucitura, rifiniture che continuano per tutta la lunghezza anche sotto, quindi una maxi blusa veramente elegante. Adesso passiamo al bikini. Ecco qui il primo pezzo, reggiseno con bretellina al collo, con fascia laterale tutta rifinita a rete, bikini interamente uncinetto. Questa è la fascia laterale che termina con dei laccetti, quindi la misura può cambiare in funzione della taglia mediante questo laccetto. Fascia tutta interamente rifinita, una grossa rete, una rete più fitta, con una attaccatura creata con questo cerchietto, tutto lavorato in lurex oro, per come sono le rifiniture che troviamo negli altri dettagli. Qui c'è questa piccola medaglietta in oro in entrambi i lati,
vedete il cerchietto di lurex. Molto particolare, un bikini che può essere anche indossato come top per una serata, non necessariamente come costume. E qui invece abbiamo lo slip, sempre il lurex dorato, viene ripreso anche nello slip, con un'allacciatura di laccetti intrecciati, in modo che la taglia può essere variabile, la misura può essere variabile in funzione della taglia, quindi si possono aprire e stringere questi laccetti. Questa allacciatura così intrecciata si può aprire e stringere in funzione della taglia, quindi modificabile con la propria misura. Slip che dietro ha questo riporto sempre a rete che si ricollega al reggiseno, coordinato, come vi dicevo, con questo graziosissimo e spiritoso cappellino. Vedete, qua è ripresa la medaglietta del bikini, la medaglietta oro del bikini. Guardate che grazioso questo cappellino, tutto uncinetto, con una piccola visierina. Qua riprende il richiamo in oro che voi vedete qui nel cerchietto, questo è il richiamo in oro. Delizioso questo cappellino, semplice ma elegante, cappellino che a sua volta è abbinato con questi orecchini, guardate che sono graziosi, delle coffettine che riprendono il cerchietto lurex oro del bikini, l'anellino del bikini, la rete delle fasce laterali del bikini, quindi richiama interamente il disegno, vedete, richiama il disegno laterale del bikini, il lurex oro, guardate come stanno bene orecchini e cappellino adattati sopra il costume, molto molto particolare, molto elegante, quindi sicuramente un coordinato non da mare, nel senso di sabbia, bagno, spiaggia, ma magari da resort, da piscina, da party in piscina, una bella festa serale in spiaggia, e quindi un abbigliamento molto particolare che sì, indossabile di giorno se si va magari al ristorante in costume, oppure rimanendo vestiti con questo stesso coordinato si può tranquillamente trascorrere una serata molto elegante, perché questo lurex oro si addice molto a trasformare l'abbigliamento in un coordinato molto elegante. Cari amiche, spero che questa mia idea, questo mio bikini con copricostume, cappellino vi sia piaciuto. Se vi interessa rivederlo meglio nel dettaglio, mi contattate, io vi farò un video dedicato dove vi farò vedere tutto nei minimi particolari. Per questo pomeriggio è tutto, grazie mille cari amiche, una buona serata.